questo, poi bisogna focalizzarci un attimo sulle novità dei prossimi giorni, settimane, mesi, ovvero le nuove tasse sulla casa. Hanno cambiato nome, ma soprattutto hanno cambiato peso, perché pare di capire che si pagherà in sintesi mediamente di più. Cerchiamo di capirci qualcosa, anche se la materia è ancora in divenire. Intanto la prima pagina dell'ANSA di questa mattina, che si apre con l'intervista che abbiamo citato prima in rassegna stampa, quella di Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera al Premier Renzi. Stavolta non si bleffa, il punto è che gli italiani hanno fatto un sacco di sacrifici, hanno visto crescere il debito perché i politici di Roma, di livello nazionale, i sacrifici non li hanno fatti. Oggi il Consiglio dei Ministri è convocato per l'approvazione del disegno di legge sulla riforma del Senato e del titolo quinto, per ridurre i parlamentari, evitare il ping pong delle leggi, semplificare il quadro. Facciamo del Senato il luogo dove siedono senza indennità sindaci e presidenti di regione, ha detto stamani il Presidente del Consiglio. Si tratta di vedere se stavolta si bleffa o si fa sul serio. Si chiede ai senatori di superare il Senato, ha detto Renzi a RTL 102.5 in radio. Non è mica facile, ma è una questione di dignità verso i cittadini. Pietro Grasso, il Presidente del Senato, non crede che ci si possa riuscire? No, non è proprio d'accordo con la riforma, risponde Renzi. Paradossalmente, per creare lavoro bisogna rimettere innanzitutto a posto le regole istituzionali, superare il Senato, eliminare i politici delle province e l'autentica vergogna della rimborsopoli delle regioni, alla quale metteremo un freno per sempre. Le riforme istituzionali non servono solo agli addetti ai lavori, ma sono il presupposto per chiedere agli imprenditori internazionali di tornare a investire in Italia con un sistema paese più capace di creare lavoro. Vorrei che per chi vuole creare un posto di lavoro, prendere un apprendista, fare un contratto a termine, sia più semplice farlo senza la burocrazia di oggi, ha detto ancora il Premier, sempre a RTL 102.5. D'altro lato vorrei ci fossero più garanzie per chi non le ha, come le lavoratrici precarie che diventano mamme. Col disegno di legge delega vogliamo dare garanzie a tutti, anche a coloro che in questi anni sono stati dimenticati dal legislatore. E se non si fa la riforma del Senato, non ha senso che gente come me stia al governo. Ci giochiamo la faccia e tutto il resto. Su questa cosa non mollo di mezzo centimetro, andiamo diritto. Voglio che anche chi non ci crede ed è sfiduciato possa vedere che stavolta il risultato lo otteniamo. Provo curiosità, voglio vedere se davvero non votano i parlamentari del mio partito che non vogliono votare il disegno di legge costituzionale sul Senato. Dovrebbero ricordare che quella proposta l'ho portata alle primarie ed è stata votata dai nostri elettori, è stata vagliata 2 volte dalla direzione del PD, ha detto ancora Renzi. Non è che il Parlamento è un passacarte, può ragionare e discutere del disegno di legge costituzionale del governo sul Senato e il titolo quinto, ma i paletti fondamentali sono che i senatori non prendano indennità, che siano presidenti di regione e sindaci che fanno altre cose e che non votino più la fiducia e il bilancio, che il Senato non sia eletto perché in Italia abbiamo il numero di politici più alto d'Europa e l'America, che è l'America, ha la metà dei parlamentari italiani. Sono 30 anni che ci sono commissioni, super professoroni che discutono di riforma del bicameralismo. Tutta roba interessantissima, dice Renzi, ma il punto è che gli italiani in questi anni hanno fatto un sacco di sacrifici, ma hanno visto crescere il debito pubblico perché i politici di Roma del livello nazionale i sacrifici non li hanno fatti. Allora si tratta di iniziare a invertire la rotta, dice il Presidente del Consiglio. Sempre poi dal primo piano dell'ANSA di stamani, il secondo titolo riguarda il trionfo dell'UMP e di Marine Le Pen. La sinistra finisce KO nelle amministrative francesi secondo turno, ma tiene la città di Parigi, la capitale. E poi ancora dal primo piano dell'ANSA di stamani, via al processo bis per il caso Musi a Torino. Ha preso il via stamani il processo per l'omicidio di Alberto Musi, consigliere comunale torinese ferito in un agguato nel marzo 2012 e morto dopo 19 mesi di coma. Francesco Furchi, accusato di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione, è presente in aula. L'imputato, dimagrito per lo sciopero della fame e il recente ricovero in ospedale, si è sempre dichiarato innocente, scrive l'ANSA. E poi ancora dal primo piano dell'ANSA, Medvedev, il presidente russo in Crimea, con alcuni ministri. Il premier, russo, Dmitry Medvedev, è arrivato a Simferopoli assieme ad alcuni ministri del governo di Mosca per una riunione sullo sviluppo socio-economico della penisola di Crimea. È la prima visita di membri del governo russo in Crimea dopo quella del ministro della difesa Shoigu la settimana scorsa.
Sempre dalla prima pagina dell'ANSA sulla questione della Crimea, Kerry, Lavrov, nessun accordo fra il segretario di Stato americano e il ministro degli esteri russo. Le posizioni di Stati Uniti e Russia sulla crisi ucraina rimangono divergenti. L'incontro a Parigi tra il segretario di Stato statunitense Kerry e il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, andato avanti per 4 ore, non ha prodotto un accordo per disinnescare la crisi ucraina, ma ha aperto la strada alla ricerca di una soluzione diplomatica. Abbiamo posizioni divergenti, ha detto Lavrov al termine del colloquio, che ha comunque definito costruttivo. Nell'incontro, ha aggiunto il ministro degli esteri russo, abbiamo concordato sulla necessità di trovare punti d'accordo per arrivare a una soluzione diplomatica della crisi. Anche Kerry ha detto che il colloquio è stato franco, ma ha affermato che senza la partecipazione dell'Ucraina non si può decidere, e ha anche chiesto il ritiro delle truppe russe al confine ucraino, affermando che creano un clima di paura che non favorisce il dialogo. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha anche ribadito la visione di Mosca di una riforma di carattere federale per l'Ucraina, a cui però l'Ucraina ha già risposto con un secco no. La strada è in salita e lo testimonia il fatto che nel momento in cui a Parigi i due stringevano la mano, il generale americano Philip Breedlove, comandante supremo della NATO, interrompeva una visita a Washington rientrando d'urgenza a Bruxelles. Motivo: una mancanza di trasparenza nei movimenti delle forze russe al confine con l'Ucraina. Questi gli argomenti di primo piano dell'ANSA di stamani, mentre dal quotidiano La Notizia, su internet lanotiziagiornale.it, sono da segnalare un paio d'articoli. Il primo di Stefano Sansonetti sulla questione dei maxi stipendi dei manager di Stato. Dietro al taglio c'è l'ennesimo trucco: come le aziende quotate possono farla franca. In attesa che la norma entrasse in vigore, qualche adeguamento per così dire spontaneo c'è stato. Qualche manager di Stato, anche di società quotate, si è decurtato lo stipendio fino al 25% in meno, ma per la questione dei maxi stipendi dei manager di Stato, la beffa per l'ennesima volta è dietro l'angolo, scrive Sansonetti sul quotidiano La Notizia. Diciamo subito che ieri il ministro dell'Economia, oggi retto il Ministero dell'Economia, retto da Piercarlo Padoan, ha diffuso un comunicato per chiarire che da domani, dal 1° aprile, entrerà in vigore il nuovo tetto ai compensi per gli amministratori delle società del Ministero del Tesoro non quotate in borsa e che non emettono obbligazioni sui mercati regolamentati. In forza del decreto 24 dicembre 2013, pubblicato però in Gazzetta Ufficiale solo lo scorso 17 marzo, soltanto per gli amministratori di queste società varrà l'ormai famoso tetto del compenso del primo presidente della Corte di Cassazione, cioè 311.000 euro all'anno. Il tetto vale dunque per le aziende non quotate in borsa e che non emettono obbligazioni sui mercati regolamentati. La norma fa riferimento al periodo in cui era in carica il governo Letta. Queste aziende sono divise in fasce di complessità per graduare gli stipendi annuali. Ne viene fuori che per le società di prima fascia con fatturati e investimenti più grossi come la RAI, ANAS e Invimit, i manager, vale a dire Pietro Ciucci, ANAS, Elisabetta Spitz, la ex moglie di Follini, Invimit, e per la RAI Luigi Gubitosi, potranno avere emolumenti fino a 311.000 euro. Nella fascia inferiore sono state inserite società come Coni Servizi, Consap, Consip, Enav, Eur, GSE, Invitalia, Poligrafico, Sogei e Sogin. Per i loro amministratori delegati varrà un limite pari all'80% dello stipendio del primo presidente di Cassazione, in soldi significa 249.000 euro, e qui c'è qualche sorpresa, perché nei giorni precedenti, tanto per dirne una, l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, aveva sbandierato la riduzione per legge del suo stipendio a 300.000 euro. E in effetti la nota allegata al comunicato del Ministero del Tesoro conferma il perfezionamento della riduzione, ma spiega che la legge è stata rispettata da Arcuri, non essendo ancora stato emanato il decreto ministeriale, in pratica lo stesso che entrerà in vigore il 1° aprile prossimo, ma nel frattempo lo stesso decreto ha inserito Invitalia nella seconda fascia. Questo vuol dire che Arcuri non potrebbe prendere più di 249.000 euro. Dalla nota del Ministero non si capisce se i 300.000 euro fissati da Invitalia siano da considerare salvi, perché dovrebbero scendere a 249.000 euro, e lo stesso vale per gli attuali 270.000 euro dell'amministratore delegato di Eur SPA, Gianluca Lopresti, decisi nel 2013, prima che entrasse in vigore il decreto che stabiliva le fasce.
Ma la vera beffa, scrive Stefano Sansonetti sulla notizia, potrebbe riguardare le società quotate, in primis Eni, Enel e Finmeccanica. Per queste società il tetto dei 311.000 euro non vale. La nota del Ministero del Tesoro ricorda che si punta a una riduzione dei compensi del 25%, che verrà solo proposta in assemblea con l'obbligo del rappresentante del Tesoro in assemblea di votarla. Resta inteso, ammette lo stesso comunicato, che per queste società la maggioranza assembleare potrebbe determinare un esito del voto diverso da quello auspicato. Insomma, potrebbe esserci un nulla di fatto, anche se tra i manager delle società quotate c'è anche chi nei giorni scorsi ha annunciato una riduzione della sua retribuzione. È il caso di Fulvio Conti dell'Enel, il cui emolumento dovrebbe essere sceso da 3,5 a 2,1 milioni di euro, mentre rimangono sul piatto i maxi stipendi di Paolo Scaroni all'Eni, 6 milioni e mezzo, Flavio Cattaneo a Terna, 2 milioni e 3, e Alessandro Pansa a Finmeccanica, 1 milione. Per le società non quotate che emettono obbligazioni sui mercati regolamentati come Poste, Ferrovie dello Stato e Cassa Depositi, la diminuzione dei compensi del 25% è obbligatoria. In ballo c'è il super compenso di Massimo Sarmi, Poste Italiane, 2 milioni e 200 mila euro. Nel 2013 il Consiglio di amministrazione invece di Cassa Depositi e Prestiti ha già deliberato una riduzione degli emolumenti dell'amministratore delegato Gorno Tempini da 1 milione a 788 mila euro. Operazione simile per le Ferrovie dello Stato di Moretti, il cui stipendio è però soltanto lievemente sceso rispetto agli ormai famosi 873 mila euro. Per quanto riguarda sempre poi la notizia, c'è un altro articolo di Stefano Sansonetti da segnalare che riguarda la CISL. Il sindacato guidato da Bonanni non bolla il business delle polizze assicurative. L'obiettivo è quello di cercare di non perdere la presa sulle assicurazioni. In questi giorni dalle parti della CISL è venuto a galla un problema. Si dà il caso che la Confederazione guidata da Raffaele Bonanni debba decidere il destino della Marte Broker Assicurazioni SRL, cioè la società di brokeraggio assicurativo di cui la CISL è azionista al 50%. L'altro socio, il gruppo GPA, è stato messo in liquidazione. Non una bella notizia, dal momento che si trattava del socio tecnico-industriale, in pratica quello che ha messo a disposizione finora il vero sapere in campo assicurativo. E si capisce, visto che il gruppo GPA fa parte, da una parte fa capo alla famiglia Occhi Pinti, che nel brokeraggio assicurativo ha fatto il business, dall'altra è riconducibile a Unipol SAI e alla Vittoria Assicurazioni. Che fare a questo punto? L'interrogativo si fa strada all'interno della CISL, dove in realtà i problemi in cima all'agenda dovrebbero essere altri, dalla disoccupazione agli annunci di riforme economiche del governo, passando per una ristrutturazione a cui il sindacato sta lavorando per superare alcune difficoltà economiche. La Marte Broker di Assicurazioni, è riuscita a portare in dote un bel po' di soldini. È attiva dal 2007, l'ultimo bilancio parla di un fatturato di 2 milioni di euro, raddoppiati rispetto agli 1,1 milioni dell'anno precedente, il bilancio del 2012. Ed è anche lievemente cresciuto l'utile, 116 mila euro. In più in cassa la società dispone di 500 mila euro liquidi. Cosa fa esattamente la Marte Broker di Assicurazioni, di cui la CISL di Bonanni è azionista al 50%? In sostanza vende polizze agli iscritti del sindacato attraverso due canali, quello dei CAF e quello della Federazione Nazionale Pensionati. Il trend di mercato si è confermato sui valori dell'anno precedente, 1000 polizze al mese vendute. Tutto questo, dice la CISL, serve per proporre prodotti assicurativi agevolati agli iscritti. Quel che è certo è che la Marte è una società di capitali che fattura soldi e potrebbe mettere a disposizione della CISL la distribuzione degli utili. Tutto lecito, ma in passato qualche mugugno interno al sindacato c'è stato. Adesso c'è da capire cosa fare in futuro. Sergio Betti, presidente di Marte, già segretario confederale della CISL, non ha dubbi, la società continuerà ad andare avanti, dice il numero uno della società di brokeraggio assicurativo posseduta almeno a metà dalla CISL. Non appena si capiranno gli esiti della liquidazione, la CISL avrà 30 giorni per esercitare la prelazione sulla quota detenuta ora dal gruppo GPA.
altrimenti si potrà aprire a un altro socio. Lo scenario potrebbe vedere una CISL che non solo lascia il business assicurativo, ma raddoppia, diventando azionista unico di una società di brokeraggio, prospettiva che sembrerebbe però trascurare le polemiche seguite alle numerose società di capitali in cui è coinvolta la CISL. Tra l'altro, lo stesso Betti, presidente della Marte di brokeraggio assicurativo, oggi siede anche nella deputazione generale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, posizione che potrebbe essere imbarazzante nel caso in cui la CISL dovesse scegliere un nuovo socio per la sua società assicurativa, che vende le polizze in sostanza agli iscritti al sindacato. Betti però non si scompone e dice che siede in un organo della fondazione che dà soltanto un indirizzo politico, ma si dà il caso che la CISL con Monte Paschi Siena abbia molto a che fare. Dall'elenco delle convenzioni del sindacato a livello territoriale viene fuori che in alcune città gli iscritti possono fruire di conti correnti del Monte Paschi Siena a prezzo agevolato e a spese ridotte. L'ultima segnalazione della notizia, sempre in tema di soldi pubblici, ha a che fare con la Consob, la società di controllo delle società quotate in borsa. Spende tanto e forse spreca troppo. Il dubbio è venuto ai giudici del TAR che hanno esaminato un ricorso contro l'organigramma della Consob tracciato dal presidente Vegas, e i giudici del TAR hanno chiesto alla Corte dei Conti di indagare sulla gestione del personale della Consob. Giunto al vertice della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la Consob, nel 2010, Vegas ha riorganizzato l'autority e ha inserito dirigenti di sua fiducia nei posti chiave, ricorrendo anche a numerosi esterni. Queste mosse hanno portato a una levata di scudi da parte dei tanti che dopo una vita trascorsa in Consob ambivano a un posto di potere. Le principali polemiche si sono concentrate sulla scelta di mettere Gabriele Aulicino, ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto in aspettativa, al timone dell'ufficio attività parlamentare, che ha il compito di fare da raccordo tra la Commissione, la Consob, il Parlamento e la Presidenza del Consiglio. Un incarico assegnato senza concorso e senza un'indagine sui curricula presenti all'interno della Consob. Il TAR aveva bocciato la scelta, avallata però dal Consiglio di Stato, ma i giudici amministrativi hanno esaminato un altro ricorso presentato dalla dirigente Adriana Rossetti, che ha impugnato i provvedimenti con cui è stata affidata la guida di posti chiave a parecchi altri esterni, oltre ad Aulicino, Paola Bartola, Maria Cristina Lena, Enea Franza, Gaetano Finiguerra, tutte poltrone da circa 100.000 euro l'una all'anno. Rossetti ha sostenuto che lei era più adatta per quei ruoli, era interna alla Consob, aveva più esperienza e ricorrendo a un'interna la Consob avrebbe pagato di meno, avrebbe risparmiato. Il TAR del Lazio ha ritenuto legittimi i provvedimenti con cui Vegas ha riorganizzato gli uffici e quelli sulle nomine contestate dalla dirigente. Però per il Tribunale amministrativo, il TAR, seppur corretti formalmente, quegli atti potrebbero aver portato a bruciare denaro pubblico, visto che hanno portato a sottoutilizzare dirigenti interni già presenti. Il tutto è stato segnalato dunque alla Corte dei Conti. L'ipotesi è abbastanza pesante, considerando che per il solo personale la Consob spende oltre 76 milioni di euro all'anno. Il TAR ha chiesto così alla Corte dei Conti di indagare, verificando eventuali sperperi.
T2. A proposito di soldi pubblici, prima di andare al nodo della Tasi e a cercare di capire qualcosa di più di quella che sarà una delle tasse con cui avremo a che fare tra pochissimo, sulla casa, una componente della tassa sulla casa, la Tasi, c'è una storia raccontata oggi da Repubblica, non l'abbiamo citata in rassegna stampa solo per questioni di tempo, che invece ci porta ancora nel pianeta della spesa pubblica piuttosto facile. Si tratta di una società della quale penso la maggior parte dei cittadini non sospetti né conosca l'esistenza, si chiama Promuovi Italia questa società, una società del Dipartimento del Turismo che dipende dai beni culturali presso Palazzo Chigi. In questa società si è speso e sprecato denaro pubblico negli ultimi 5 anni, scrive oggi Repubblica. Perché? Perché c'era un manager, un direttore generale, Francesco Montera, è stato licenziato a ottobre del 2013, ma ha impugnato la decisione avviando una causa legale. In ogni caso c'era questo direttore generale che assumeva, si aumentava lo stipendio e lo aumentava ai suoi vice. Ha anche portato i buoni pasto dei dipendenti da 5 a 9 euro, generoso con il soldo altrui, cioè il soldo dei contribuenti, scrive oggi Fabio Tonacci su Repubblica. A raccontare la vicenda sono 13 pagine e gli allegati della relazione dell'audit, cioè dell'analisi interna, presentata venerdì dal Consiglio di amministrazione della stessa società Promuovi Italia e trasmessa sia al Ministro dei Beni Culturali Franceschini sia alla Corte dei Conti. Un durissimo atto d'accusa, questo documento interno di Promuovi Italia, contro Francesco Montera, avvocato 54enne di Reggio Calabria, che dell'agenzia Promuovi Italia, controllata al 100% dall'Ente Nazionale Turismo e vigilata dal Dipartimento del Ministero dei Beni Culturali, è stato direttore dal 2008 fino al 15 ottobre scorso, giorno in cui è stato licenziato. Il suo primo stipendio era di 154.000 euro all'anno. Nel 2009 ha ottenuto un'indennità di funzione da 2.000 euro al mese in più, nonostante ne avesse già una della stessa cifra. La somma, si legge in questo documento di indagine interna a Promuovi Italia, alla società in questione, la somma non è stata attribuita dal Consiglio di amministrazione, ma determinata arbitrariamente dagli uffici sottoposti al potere gerarchico e direttivo dello stesso direttore generale Montera. Nel 2010 la busta paga è aumentata di altri 4.500 euro, per effetto di una lettera dell'allora presidente del Consiglio di amministrazione di Promuovi Italia, che però non è stata protocollata, né datata, né approvata come vuole la legge, dal resto del Consiglio di amministrazione. Infine ci sono 2 premi di produzione da 12.000 euro. Risultato, per il consulente del lavoro che ha rifatto i conti, in 4 anni l'ex direttore generale di Promuovi Italia, Montera, ha ricevuto 362.000 euro in più del dovuto, arrivando a uno stipendio effettivo di 260.000 euro all'anno contro i 154.000 con cui è entrato come direttore di Promuovi Italia. Alcune buste paga potrebbero anche essere state manipolate, dice il documento interno a Promuovi Italia stessa. Con la stessa prassi, oggetto di una denuncia penale depositata alla Procura di Roma, che ha aperto un'inchiesta, sarebbero stati ingrassati anche i compensi dei 2 vice direttori, Olindo Ceccarelli e Stefano Orsini, e di un terzo dirigente, per un totale di 688.000 euro. Neanche loro lavorano più a Promuovi Italia. 2 sono stati licenziati a gennaio, mentre Ceccarelli è stato obbligato ad andarsene per effetto della legge sul cumulo di retribuzioni. Intascava ogni mese 5.000 euro lordi di pensione più lo stipendio da 14.000 euro. Non solo, il direttore generale, l'avvocato calabrese Montera, ha goduto di un garage costato 105.000 euro e insieme ai suoi vice usufruiva di 10 telefonini aziendali, 10, per i quali la società ha sborsato quasi 8.000 euro. In una così fertile terra del Bengodi non mancava la parentopoli, perché Montera assumeva e come. Nel 2010 firmò ben 480 contratti, un numero incredibile. A Promuovi Italia lavorano il figlio dell'ex capo dipartimento del turismo Caterina Cittadino
e il nipote di Roberto Rocca, che del Dipartimento è direttore generale da una ventina d'anni. Non è un caso quindi che il carrozzone di Promuovi Italia, creato nel 2004 e messo in liquidazione 2 giorni fa dall'Ente Nazionale del Turismo, l'ENIT, abbia oggi 110 dipendenti e costi al Ministero dei Beni Culturali 11 milioni all'anno, di cui 6 milioni e 700 mila euro soltanto per il personale. Le spese pazze degli ultimi 4 anni ammonterebbero a 1 milione e 800 mila euro. La musica ha cominciato a cambiare a metà del 2012 con il nuovo consiglio di amministrazione presieduto da Costanzo Iannotti Pecci. In quel momento cominciano le frizioni con Montera, le accuse reciproche, vengono depositati in procura 4 esposti dal consiglio di amministrazione che dà il via a 2 indagini parallele, uno dei rari casi in cui le magagne sono emerse prima dell'intervento della magistratura. Ma la vecchia dirigenza non è stata a guardare. Sentendosi vittima di un'operazione di rara violenza, come ha detto lo stesso Montera, sono stati presentati una segnalazione al garante della privacy e una controcausa legale. I 4 licenziati hanno fatto ricorso al giudice del lavoro, una causa che, se persa, rischia di costare 2,5 milioni al contribuente, a Promuovi Italia. Sarebbe l'ennesima spesa sul conto degli italiani, scrive oggi Repubblica. Da Repubblica al Corriere per un'altra notizia di cronaca che non ha a che fare stavolta con spreco di soldi pubblici, ma con un allarme lanciato dal procuratore capo di Reggio Calabria, il procuratore Federico Cafiero De Rao, procuratore della antimafia di Reggio Calabria per essere precisi. Stanno preparando un attacco alle istituzioni, secondo il procuratore antimafia di Reggio, che arriva da Napoli, Cafiero De Rao. I timori dopo il sequestro di un arsenale, perché la scoperta è stata fatta sabato pomeriggio per le strade di Rizziconi, nella piana di Gioia Tauro. Una pattuglia della Guardia di Finanza ha fermato per un normale controllo l'auto di un 34enne incensurato, ma dalla macchina è saltato fuori un arsenale vero e proprio. 10 mitra Kalashnikov, 5 pistole con matricole a brase, 2 mitragliette e una trentina di cartucce. Il proprietario dell'auto è finito in carcere, gli investigatori cercano il movente di un trasporto di armi così ponderoso e il procuratore antimafia di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Rao, lancia l'allarme. Temo, dice il procuratore, che l''ndrangheta stia preparando un attentato grave, un attacco che con un simile volume di fuoco potrebbe essere diretto anche contro le istituzioni, dopo le significative risposte allo strapotere delle cosche arrivate con indagini e processi. Se è così, dice il procuratore antimafia di Reggio, lo Stato deve trovare le risposte giuste. Le inquietudini del magistrato che da un anno guida la procura antimafia di Reggio Calabria nascono dalla considerazione che nel territorio di Rizziconi, controllato anzi dalla famiglia Crea, non ci sono avvisaglie di guerra di 'ndrangheta e un traffico di armi diretto altrove attraverso quelle contrade sembra poco credibile. Da qui l'ipotesi della preparazione di un'azione in grande stile contro obiettivi istituzionali, collegata al crescendo di attività criminali registrato in zona. Gli episodi più recenti riguardano l'avvertimento lanciato dalla Guardia di Finanza attraverso 100 alla Guardia di Finanza, attraverso 100 proiettili di Kalashnikov fatti trovare all'ingresso dell'area doganale del porto di Gioia Tauro, porto nel quale la presenza dell''ndrangheta è storica e consolidata. Le bombe notturne, inoltre, nel centro di Reggio hanno pressoché distrutto un bar e una salumeria e di giorno avrebbero potuto provocare vittime. E l'azione militare con cui a San Ferdinando, altro centro della piana di Gioia Tauro, un comando di uomini armati a volto coperto ha bloccato un camion per la raccolta dei rifiuti, ha fatto scendere gli occupanti e ha dato fuoco al mezzo. In mezzo spari e incendi contro imprenditori e depositi di imprese. Non credo che siano estorsioni di ordinaria amministrazione, ha detto il procuratore Cafiero De Rao, perché la gravità degli attacchi è sproporzionata rispetto all'obiettivo da raggiungere. È un'escalation decisa a tavolino dall'organizzazione criminale, secondo il procuratore. Da una mafia all'altra, per così dire, quella di cui si parla forse meno è la Sacra Corona Unita pugliese, ci ricorda che esiste e che incide non poco e che ha una ramificazione sociale non trascurabile. Oggi il Corriere della Sera con Goffredo Buccini da Taranto, una città dove anche il calcio
è mafia, un lungo declino, il dissesto dell'Ilva, gli edifici del centro storico saccheggiati, ma il sindaco Stefano, sindaco del partito di Vendola, quello che gira con la pistola, assicura diventeremo un luogo dell'arte. Il direttore dell'Agenzia per l'Ambiente dice che per risanare una città come Taranto servono 3 miliardi di euro e si fa festa per i boss scarcerati. Quando hanno scarcerato Don Cataldo Ricciardi sono scoppiati i botti, racconta oggi il Corriere della Sera. A un pugno di chilometri da dove è stato ammazzato Mimmo di 3 anni, in braccio al suo patrigno, alla faccia dei cortei di Don Ciotti e dei proclami antimafia sui giornali. Sparano spesso i mortaretti qui a Trapani, dai Due Mari fino al Salento profondo, per festeggiare a Taranto, chiedo scusa, non a Trapani, perché siamo a Taranto appunto, per festeggiare le scarcerazioni dei boss si sparano i mortaretti e nei prossimi 12 mesi molti Mamma Santissima della Sacra Corona Unita usciranno di galera. È la stagione dei fuochi, dice il procuratore antimafia Cataldo Motta, bestia nera degli uomini di mafia. Pugliese, la mafia qui guadagna consenso e la gente sta con lei, dice il procuratore Motta. Falcone su questo sbagliava, non è finita, anzi, dà lavoro e controlla perfino le squadre di calcio. Questo a Taranto, non zona di camorra e non zona di mafia o 'ndrangheta, ma zona della quarta mafia, la Sacra Corona Unita. Ma adesso apriamo il capitolo economico. Prima di parlare della Tasi, però, occorre riprendere un dato che mi sembra sia stato non molto commentato e che era stato puntualizzato lunedì scorso dal Sole 24 Ore, anzi 2 settimane fa, ed è un dato a proposito di discussioni sulla riforma del mercato del lavoro, sul rilancio, la crescita economica, un dato che riguarda la territorialità del posto di lavoro, o meglio dei posti di lavoro perduti, dove si è perso il lavoro. Si è perso soprattutto al nord e tra gli ultra 44enni. A fare il punto è stato il Sole 24 Ore 2 settimane fa. Il 2013 è stato l'anno nero delle assunzioni. Sono cresciute solo le assunzioni a tempo determinato, quelle che vengono rese ancora più facili col decreto Poletti, che non pochi accusano di precarizzazione del mondo del lavoro. Resiste soltanto l'agricoltura, se guardiamo ai numeri aggregati, mentre tutti gli altri settori subiscono un calo dell'occupazione senza precedenti e ad essere penalizzati sono anche gli ultra quarantenni con anni di esperienza di lavoro alle spalle. Insomma, la cura Monti, Letta e Salvatori della Patria è stata pessima, soprattutto per il nord e per gli ultra quarantenni. Una sfilza di numeri negativi sono quelli che sono arrivati dal sistema delle comunicazioni obbligatorie. Il 2013 si è confermato l'anno orribile, il peggiore, a causa del numero di lavoratori che è sceso a 22 milioni e 400 mila. Significa 480.000 lavoratori in meno rispetto al 2012, 1 milione in meno rispetto al pre-crisi, cioè prima del 2008-2009. I disoccupati sono saliti ampiamente oltre il tetto dei 3 milioni, più 370.000 rispetto al 2012. Nel 2013 si è registrato il valore più basso di nuovi contratti dal 2009, circa 9 milioni e 600 mila nuovi contratti a fronte di 9 milioni e 800 mila cessazioni dal lavoro, con una perdita netta di occupazione sempre più ampia. Si è passati da un saldo negativo di 114 mila rapporti di lavoro del 2012 a meno 176 mila nel 2013, cioè la differenza fra i rapporti di lavoro instaurati, nuovi, e quelli invece conclusi dà una somma negativa, cioè una perdita di contratti di lavoro per 176.000 contratti in meno. Cioè il numero dei contratti disdettati, finiti, conclusi, ha superato di 176.000 unità il numero dei nuovi contratti. Sul territorio, per quanto riguarda la distribuzione territoriale della perdita di posti di lavoro, il record spetta al nord Italia, con una perdita di 84.000 posti di lavoro, che sono 20.000 in più rispetto al 2012, quando se ne erano persi 64.000. Balza all'occhio poi la perdita di 242.000 contratti di lavoro per ultra 44enni,
chi perde il lavoro dopo i 44 anni si trova in condizioni molto difficili per poterlo ritrovare. Il dato invece per coloro che hanno meno di 25 anni, un po' a sorpresa, risulta positivo. Sono di più i giovani che hanno avviato un rapporto di lavoro rispetto a quelli che lo hanno visto cessare, anche se c'è un'ampia platea in crescita di under 25 che non riescono in assoluto ad accedere a un'occupazione e dunque nemmeno a perderla. Colpisce poi la flessione di attivazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e qui la polemica naturalmente è tutta centrata sul provvedimento, finora l'unico sostanzialmente che il governo ha adottato, cioè il decreto Poletti, per così dire, il decreto del Ministro del Lavoro che introduce la possibilità, facilita, diciamo così, il ricorso ulteriormente ai contratti a tempo determinato. Anche nel 2013 il trend, la tendenza era quella, cioè meno contratti a tempo indeterminato, che sono passati dai quasi 2.200.000 del 2009 a meno di 1.800.000 nel 2012, cioè meno di 400.000 contratti, cioè i contratti a tempo indeterminato sono calati, per così dire, di ulteriori 400.000 unità e passa. Erano 2.200.000 nel 2009, sono diventati 1.800.000 nel 2012 e sono scesi sotto quota 1.600.000 nel 2013, dove il numero dei contratti a tempo indeterminato è diminuito di un ulteriore 11,5% sull'anno precedente, mentre l'unica formula che rimane in crescita è quella relativa ai contratti a tempo determinato, che ulteriormente vengono facilitati dal decreto fatto dal governo Renzi, una delle poche cose concrete, diciamo, decise effettivamente finora, cioè il decreto Poletti. Complessivamente, su 100 rapporti di lavoro che sono stati attivati l'anno scorso, il 68% è stato a termine, il 16% a tempo indeterminato, il 7% in collaborazione, soltanto il 3% di apprendistato. A soffrire di più il settore industriale, con un saldo negativo di 155.000 contratti in meno. I servizi passano anch'essi in ambito negativo, anche qui la cessazione di rapporti di lavoro ha superato l'instaurazione di nuovi contratti e la differenza positiva tra attivazioni e cessazioni del 2012 è scomparsa. Nel 2012 nel settore servizi c'erano stati 38.000 nuovi contratti in più rispetto a quelli cessati. Nel 2013 siamo passati a meno 22.000, cioè 22.000 contratti cessati in più rispetto ai nuovi contratti. In positivo soltanto l'agricoltura, con 2.000 nuovi posti di lavoro attivati. In sintesi, il quadro che risulta da questi dati è quello di un paese che ritorna al passato, dove l'industria subisce un colpo pesante e tiene, ma in maniera non certo tale da far gridare al miracolo, il settore agricolo. E preoccupa la perdita di posti di lavoro al nord soprattutto e tra gli ultra 44enni. Questo fa il paio naturalmente anche con i dati, in questo caso è stata la Camera di Commercio di Milano a fornirli da ultimo, i dati del saldo tra attività commerciali che aprono e che chiudono. 111 negozi in meno a Milano tra gennaio e febbraio di quest'anno, un record negativo che non era mai stato raggiunto prima. Giornalai, cartolai, librai che spariscono, con oltre 50 imprese in meno di un anno. Il ceto medio che si veste acquistando su internet o al mercato, le bancarelle degli ambulanti senza posteggio fisso che aumentano del 10% in 2 anni, le boutique e i negozi che si arrendono. 113 negozi in meno dall'inizio del 2013 a Milano, 27 in meno nei soli mesi di gennaio e febbraio di quest'anno. E non va meglio nel settore alimentare. 6 botteghe di macelleria con decenni di attività alle spalle sono sparite negli ultimi 2 mesi a Milano. Soffre di meno il centro della città, le vie decentrate invece sono in grave sofferenza. Nella sola via Washington, che peraltro non è proprio periferia, 7 attività commerciali hanno chiuso subito dopo Natale: un ottico, 2 agenzie di viaggi, un bar, 2 rivendite di scarpe e un negozio di cartucce per stampanti. Il turnover, cioè il subentro di nuove attività, è praticamente nullo, se si eccettua un centro massaggi cinese che è stato aperto dove prima c'era un'agenzia di viaggi.
Stefania Pessina aveva preso in gestione il negozio di scarpe 8 anni fa, racconta ancora i dati della Camera di Commercio. Il marchio Albert viaggiava a Fiorente da 20 anni, contratto in franchise, in assunzione come dipendente responsabile, ma ora per 50 metri quadri, dice, chiudendo l'attività, la proprietà chiede 30.000 euro all'anno. Uno sproposito, il gioco non vale più la candela. Un peccato perché era un bel lavoro. Fino a qualche tempo fa. Chi chiude bottega spesso sparisce nel nulla, abbandona il quartiere, a volte anche la città di Milano. Di questo stiamo parlando, dei dati della Camera di Commercio su Milano. Nell'ultimo anno, dice Gaetano Bianchi, presidente dell'Associazione Commercianti di Via Lorenteggio, molti negozianti non sono stati in grado di far fronte alla richiesta di rientro dei fidi bancari, anche quelli da 5 o 10 mila euro, e così hanno dovuto chiudere in tutta fretta e di molti non si sa più nulla. Tra Piazza Frattini e Via Primaticcio, le squallide vetrine di 6 negozi in abbandono rendono l'idea, e più una strada è sguarnita, più il contagio si allarga. Chi apre un negozio oggi non resiste più di 18 mesi, sempre a Milano stiamo parlando naturalmente, e la Camera di Commercio ha fatto i conti sulle aspettative di vita di un negozio. Mediamente la città di Milano non offre una grande longevità commerciale. Un'impresa su 10 chiude a un anno dall'apertura, 7 su 10 non sopravvivono 10 anni e la vita media di un negozio, di un'impresa, non supera i 6 anni. Calcolando le spese di investimento necessarie, mettere in piedi un'attività commerciale, un negozio, non conviene più. Fino a qualche mese fa c'era ancora qualche temerario che con un 2013, nel 2013 aveva cercato di di iniziare attività nel settore sigarette elettroniche e anche nel settore dei bar. A Milano in 12 mesi una ventina di bar in più, 38 nuovi negozi di sigarette elettroniche, il cui business però si è schiantato tra tassazioni e lobby, e fare un buon caffè, cioè aprire un bar, non deve essere semplice, visto che in 2 mesi, gennaio-febbraio del 2014, sono scomparsi 53 bar e 23 rivenditori di sigarette elettroniche. Resistono soltanto gli ambulanti e il commercio via internet, che in totale vantano un saldo positivo con oltre 600 imprese in più da gennaio del 2013 ai primi 2 mesi del 2014. Questo per quanto riguarda i dati dei contratti di lavoro e della perdita di lavoro, soprattutto al nord tra gli ultra 44 anni, e in parte una spia, un piccolo segnale, diciamo così, delle attività commerciali che si chiudono, partendo dai dati della Camera di Commercio di Milano. Ma veniamo adesso al nodo della Tasi. Prima facciamo però una piccola pausa musicale nel segno di Cocchi e Renato. Cocchi e Renato che sono adesso a Milano in questi giorni proprio con la loro, a fine carriera praticamente o quasi, con il loro spettacolo Quelli che il cabaret, gli ultimi giorni di repliche che si aprono questa settimana. Il piantatore di Pellave era infelice perché lui non piantava il cabaret.
Bene, Cocchi e Renato, ma torniamo ad argomenti meno brillanti, diciamo così. La Tasi è una delle novità con le quali impareremo a convivere, anche perché bisogna pagarla in almeno 2 rate, ed è una parte della nuova IUC, la nuova imposta unica comunale, che tanto unica non è perché si compone di 3 parti: IMU, Tasi, Tari. Il nodo è quello degli aumenti sulle prime case, perché al di là di tutte le dichiarazioni politiche si paga sulla prima casa. Da Mantova a Cagliari spesso mancano le detrazioni, e così che molto spesso sarà facile aumentare, o meglio, sarà facile constatare che la Tasi costerà più della vecchia IMU. Decisioni e orientamenti diversi tra i vari comuni, non tutti hanno ancora deciso, anzi c'è ancora ampiamente tempo, per la nuova tassa sui servizi indivisibili. Questo significa Tasi, tassa sui servizi indivisibili, dovrebbe finanziare appunto i servizi dei comuni come l'illuminazione e via dicendo. Per i rifiuti c'è un'altra componente dell'IMU, della nuova IUC, che è appunto la Tari, che sostituisce la Tares, che è ballata un anno solo, l'anno scorso, e tutte insieme formano la IUC, che è l'imposta unica comunale, non tanto unica, come par di capire. Il Sole 24 Ore oggi cerca di fare un po' il punto sulle decisioni già approvate o previste nelle varie città e il confronto fra i loro effetti e il carico fiscale rappresentato dalla vecchia IMU. Non si tiene conto di eventuali previsioni differenziate per categorie particolari di abitazioni. La sintesi è che in quasi tutte le città praticamente si pagherà di più, e gli aumenti riguardano le prime case. A Mantova, per esempio, la Tasi sull'abitazione principale al 2,4 per mille senza detrazioni alcuna è attesa in Consiglio Comunale il 10 aprile. A Ravenna è salita al 2,5 per mille, a Cagliari si è scelto il 2,1 per mille sempre senza detrazioni, a Modena, Forlì e Carpi si risale al 2,5 per mille, ma si promettono correzioni, e la stessa aliquota generalizzata del 2,5 per mille si incontra in tanti comuni medio-piccoli. A Iesi, a Colorno, a Soliera. A Iesi invece l'aliquota è all'1,6% ma senza sconti, ad Aosta scende all'1% ma sempre senza detrazioni. Benvenuti dunque nel mondo della IUC, scrive il Sole 24 Ore, l'imposta unica ma divisa in 3, comunale, ma mica tanto comunale perché buona parte va allo Stato, che promette di far impallidire subito il record delle 104.000 aliquote diverse che aveva raggiunto l'IMU lo scorso anno. Per cominciare a orientarsi in questo dedalo di regole e di variabili messe in gioco dalle nuove imposte locali, ma neanche tanto anche in questo caso perché determinate dallo Stato centrale, bisogna partire dalla domanda classica di questi mesi. Sulla prima casa si pagherà di più o di meno rispetto all'IMU? E il riferimento è al conto presentato nel 2012, perché l'anno scorso, 2013, più del 90% dell'imposta è stato coperto dallo Stato, cioè sempre dal contribuente alla fin fine. E la risposta oggi suona più o meno così: se si pagherà di più o di meno rispetto alla vecchia IMU. La risposta è che in molti comuni il rischio è quello di rimpiangere la vecchia IMU, soprattutto per le case di valore medio-basso. Si conferma quindi la tendenza già inaugurata dal governo Monti in avanti, viene ulteriormente rafforzata, di far pagare di più quelli che hanno una casa modesta o comunque di scarso valore, di valore medio-basso. Le abitazioni di pregio, anche se non rientrano fra le 74.000 considerate di lusso, sono invece sicuramente al riparo, perché a loro la Tasi chiederà sicuramente meno dell'IMU, a prescindere dalle scelte comunali. E questa è un po' una bizzarria, perché le case di scarso valore, di valore medio-basso, pagano di più. Le case invece di pregio pagheranno sicuramente di meno, a prescindere dalle scelte che poi ogni comune farà, e quindi ciascuno di noi verificherà caso per caso a seconda del comune di residenza. Il problema è noto e dipende dalle detrazioni. Le detrazioni nell'IMU cancellavano l'imposta per 5 milioni di prime case, più di un quarto del totale, di valore basso, e la abbassavano drasticamente per le case di valore medio, che invece nella Tasi sono regolate dalla legge di stabilità, che non prevede
alcuna detrazione. Quindi a essere bastonati sono coloro che hanno una casa di valore medio-basso. Per metterci una pezza, il governo ha inserito nel decreto legge Salva Roma, che sta per arrivare in aula al Senato, una regola ereditata dal governo Letta che introduce una aliquota aggiuntiva, lo 0,8 per mille, da applicare alle prime case oppure agli altri immobili per finanziare le detrazioni, ma la regola ha due problemi. Il primo nasce dal fatto che l'accoppiata fra la super tasi e le detrazioni è opzionale, ovvero i comuni possono tranquillamente decidere di farla o di non farla, ma un fatto è certo: l'IMU standard escludeva dal pagamento tutte le case fino a 53.000 euro di valore catastale. 5 milioni di immobili appunto venivano dunque esentati dall'IMU. Con i figli conviventi la soglia di esclusione si alzava ulteriormente. Al contrario, la Tasi standard chiede qualcosa a tutti. Con 53.000 euro di base imponibile, la Tasi all'1 per 1000 costa 53 euro. Ma come accennato, come dicevamo prima, l'aliquota spesso cresce per far quadrare i conti. Con il 2,5 per 1000 si arrivano a pagare 133 euro. Se il comune non contempla detrazioni, dunque, i rincari per le case di valore fiscale più basso sono certi, saranno certi, li pagheranno. I cittadini dunque che abitano in case di valore basso o medio-basso pagheranno la Tasi che non hanno pagato come IMU l'anno scorso, ma neanche nei comuni che introducono aliquote aggiuntive e detrazioni il quadro è chiaro. In questo caso la legge chiede che la Tasi abbia effetti equivalenti all'IMU. Su cosa significhi questa equivalenza? Le interpretazioni si moltiplicano. A Milano, per esempio, si sta lavorando su più ipotesi che modulano in vario modo le detrazioni, anche concentrandole su fasce specifiche di popolazione, dai proprietari a basso reddito, alle famiglie numerose e agli anziani. Analoghi progetti in altre città, tutti basati sull'idea che la clausola di equivalenza sia complessiva in relazione al gettito totale della prima casa e non si debba applicare casa per casa. Dove queste intenzioni si tradurranno in realtà, il rischio di brutte sorprese riguarderà case di valore medio ignorate dagli sconti. Non manca però chi ha deciso di lavorare più di fino, per così dire, e di usare gli spazi di manovra per introdurre detrazioni su misura. Il meccanismo per assicurare che la Tasi sulla prima casa non sia mai più pesante dell'IMU c'è, e passa attraverso le detrazioni mobili, per così dire, che diminuiscono all'aumentare del valore dell'immobile. Per esempio ha scelto questa strada Brescia. Brescia riserva sconti di 200 euro alle rendite fino a 400 euro, rendite catastali, fa scendere l'agevolazione a 100 euro per le rendite che arrivano a 500 euro, le azzera per le rendite da 700 euro in su, dove le aliquote della Tasi, più basse di quelle dell'IMU, assicurano un risparmio rispetto al vecchio regime. A pagare sicuramente di più saranno anche le seconde case, ma anche le attività produttive, e qui si tocca un altro tasto dolente, perché in un periodo di numeri economici e di occupazione e di attività e di imprese, di negozi e di commerci come quelli che abbiamo dato prima, il fatto che le imprese, i negozi e gli uffici paghino pesantemente anche in termini di IMU prima, adesso si chiama Tari, Tasi, IUC, ma il concetto è sempre quello. A pagare sono dunque seconde case, e ci sta fino a un certo punto, imprese, perché seconde case possono essere anche quelle ereditate e malmesse, quindi in quel caso può anche starci molto meno. In ogni caso a pagare sono seconde case, imprese, negozi e uffici, che si vedono caricare l'aliquota aggiuntiva con cui la somma di IMU più Tasi arriva all'11,4 per 1000, superando il tetto del 10,6 per 1000 che era il limite dell'IMU l'anno scorso. Per esempio a Brescia, come in quasi tutte le città principali, si era toccato quel limite massimo del 10,6 che è stato ulteriormente rincarato dal governo Letta. Quindi se la IMU l'anno scorso arrivava al massimo al 10,6, adesso si può arrivare all'11,4 per 1000, ovvero si paga in soldoni di più. Sulle detrazioni per fasce lavora anche Bologna e le altre città. Quindi occhio, stiamo a vedere quello che decidono i comuni in cui abitiamo, perché il rischio di rincari c'è tutto. Anche il Corriere della Sera si pone oggi il problema se non fosse meglio l'IMU rispetto alla vecchia Tasi.
Il copione potrebbe essere quello già visto negli anni scorsi con l'IMU, bisognerà aspettare all'ultimo momento e magari anche oltre per sapere quanto pagare per la Tasi, il nuovo tributo formalmente istituito dalla legge di stabilità per finanziare i servizi dei comuni, ma che in realtà sostituisce l'IMU sulla prima casa, mentre per gli altri immobili costituisce un addizionale all'IMU che rimane pienamente in vigore. Quindi seconde case, attività commerciali, uffici, come abbiamo detto prima, pagano la vecchia IMU più la Tasi, per quello c'è il rincaro dal 10,6 per 1000 massimo fino all'11,4. I comuni hanno tempo fino a fine aprile per deliberare le tariffe 2014, anche se pare certo, nella miglior tradizione italica dell'ossimoro, pare certo che si andrà al termine a fine luglio, complice il fatto che in oltre 4.000 comuni nel weekend del 24 e 25 maggio i cittadini saranno chiamati a votare per le europee e per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Motivi di opportunità politica avrebbero suggerito che siano le giunte che usciranno dal voto a decidere su un argomento così delicato. Finora i capoluoghi che hanno già approntato le delibere sulla nuova tassa comunale sono molto pochi. Le due principali città d'Italia sono addirittura d'arrivo. A Milano la giunta Pisapia ha deciso le aliquote e si appresta alla discussione in Consiglio Comunale. A Roma l'assessore al bilancio ha preannunciato le intenzioni dell'amministrazione Marino. Entrando nello specifico, scrive il Corriere, e premettendo che non stiamo parlando di delibere definitive, si può dire che Milano è più generosa di Roma nei confronti degli immobili di scarso valore fiscale e verso i percettori di reddito medio-bassi, mentre Roma favorisce di più i possessori di case di pregio. A Milano l'aliquota della Tasi sull'abitazione principale si posizionerà al 2,5 per 1000, con l'esenzione per gli immobili che hanno una rendita catastale fino a 350 euro. Per valori di rendita da 351 a 700 sono previste detrazioni crescenti soltanto per i contribuenti con un imponibile inferiore a 21.000 euro. A Roma invece la giunta Marino sceglierebbe per tutti un'aliquota indifferenziata del 2 per 1000. Questo significa che a Milano su una piccola casa del valore di 300 euro non si pagherà, a Roma 101 euro. Il rapporto di convenienza si inverte sulle case di pregio. Per una casa con rendita catastale da 1.000 euro a Milano si pagheranno 420 euro, a Roma 330. Interessante il confronto con l'IMU pagata nel 2012, cioè con l'imposta formalmente abolita. A Milano chi ha un reddito inferiore a 21.000 euro non paga più di quanto ha versato con la vecchia IMU, mentre chi ha redditi superiori, cioè la gran parte dei cittadini, diciamolo pure, perché 21.000 euro lordi, e una casa del valore tra 400 e 800 euro spenderà più per la Tasi di quanto non abbia speso per l'IMU. Su Milano poi c'è scontro perché in Consiglio Comunale c'è il braccio di ferro con l'opposizione proprio sulla questione delle detrazioni per i figli a carico. Ci sono 18.000 famiglie che pagheranno in più rispetto alla vecchia IMU. 18.000 famiglie che non pagavano la vecchia IMU la pagheranno. La Giunta ha promesso di tutelare redditi bassi e famiglie, le scelte possibili erano tante, tutte politiche. Applicare un'aliquota che varia tra lo 0,1 e lo 0,8 per 1000 e che si aggiunge a quella di base. Milano ha scelto di applicare l'aliquota massima, tanto per cambiare, applicarla alla prima o alla seconda casa oppure spalmarla fra tutte e due, e Milano ha scelto di tassare tutto ciò che non è prima casa, raggranellando un tesoretto da 75 milioni, da utilizzare in parte per le detrazioni, in parte per coprire il buco di bilancio sui 70 milioni. E ancora la compartecipazione alla Tasi degli inquilini. Il comune poteva scegliere tra un minimo del 10% e un massimo del 30%. Milano ha scelto per il 10%. L'ultima decisione è detrazioni fisse per tutti o progressività, e il comune di Milano ha scelto che le detrazioni siano calcolate in base al reddito e al valore catastale dell'abitazione. In numeri significa che gli esentati totali al pagamento della Tasi sono 4.200 rispetto ai 22.200 che non hanno versato l'IMU
nel 2012. Non sono comunque grosse cifre in assoluto di quelle che non hanno pagato. Non hanno pagato l'IMU nel 2012 22.200 proprietari. Non la pagheranno adesso 4.200, cioè 18.000 persone in più pagheranno ciò che non pagavano. Il confronto, se si fa il confronto con chi ha pagato la IMU del 2013, la mini IMU, la soglia di esentati è la stessa della Tasi. Altro dato: le detrazioni progressive riguardano solo chi ha un reddito inferiore ai 21.000 euro. Significa che oltre la metà dei milanesi potrà usufruire di sconti progressivi, 513.000 residenti su 957.000, ma resta il fatto che, a differenza dell'IMU, che prevedeva detrazioni fisse, il Comune di Milano colpirà soprattutto le famiglie numerose. Ultima cifra: la compartecipazione degli inquilini alla Tasi, 2 su 3 non la pagheranno perché sotto i 12 euro scatta l'esenzione. Però bisogna stare anche qui in campana e attenti, perché le decisioni non sono definitive. Nel frattempo, è sempre in tema di imposte, si fa per dire, locali. Il Sole 24 Ore di oggi ci dà un altro dato, ed è quello sulle addizionali comunali IRPEF. L'IRPEF è cresciuta senza freni in 6 anni, aumento del 50%, e il gettito complessivo arriva a 4 miliardi di euro. Il gettito delle addizionali IRPEF. Le aliquote sono state elevate a raffica ogni volta che lo Stato le ha sbloccate. Siamo passati da 2 miliardi e 690 milioni di gettito delle addizionali IRPEF nel 2007 a 4 miliardi e 16 milioni di euro nel 2012, perché c'è anche da considerare, accanto all'IMU, alla Tasi, Tari, IUC e compagnia tassante, c'è un'altra imposta comunale che ha continuato a crescere negli ultimi anni, ed è appunto l'addizionale all'IRPEF, che è cresciuta del 50% circa tra 2007 e 2012, arrivando a 4 miliardi di gettito complessivo, tanto quanto l'IMU sulla prima casa. L'IRPEF comunale per dipendenti e pensionati è trattenuta direttamente in busta paga nell'anno successivo a quella in cui è stata deliberata, e tende a passare inosservata rispetto alle imposte sulla casa, che invece sono caratterizzate da 1000 calcoli complicati, scadenze e via dicendo, la storia dell'IMU, che si ripeterà per Tari, Tasi, IUC quest'anno. Gli effetti però dell'addizionale IRPEF sono tutt'altro che irrilevanti sul portafoglio dei cittadini. Lo dimostrano i dati sulle dichiarazioni dei redditi diffusi la scorsa settimana dal Ministero delle Finanze. L'addizionale media nel 2012 è stata di 160 euro. Questa è la media famosa trilussiana su tutta Italia, rispetto ai 130 dell'anno precedente. Tra i capoluoghi di provincia, dove si paga di più di addizionali IRPEF, siamo a Padova, 288 euro di media, e subito dopo Milano con 285, Roma 280. Queste cifre però non vanno lette isolatamente, ma devono essere incrociate con altri indicatori: la presenza di eventuali esenzioni per i redditi bassi, l'applicazione di un'aliquota unica o a scaglioni, e il reddito medio dei residenti del comune. A Milano, ad esempio, l'addizionale è mediamente cara per chi la deve versare, ma nel 2012 l'ha pagata solo un milanese su 4, in virtù della fascia di esenzione fissata a 33.500 euro, che però è stata prontamente abbassata per far pagare più gente dalla Giunta. A Barletta invece l'imposta è stata pagata da 6 contribuenti su 10, ma entrano in gioco le regole generali del tributo e non l'esenzione, perché l'addizionale viene versata solo da chi paga l'IRPEF statale. Insomma, ogni comune fa un po' a modo suo. Il fatto è che mediamente l'addizionale IRPEF nel 2012 ha comportato un esborso per il cittadino di 160 euro, che diventano 285 a Milano, 236 a Torino, 234 a Novara e via dicendo, fino ai limiti minimi. Quelli che hanno pagato meno di tutti stanno a Barletta, ma anche a Pordenone, Udine, Bolzano, Pisa, Firenze. Sorprendentemente anche Como, 83 euro. Mentre, a proposito di sindaci che hanno a che fare con imposte di questo genere, che non sono, ripetiamo, imposte locali, perché sono state determinate a Roma e con le leggi finanziarie e non vanno a finanziare esclusivamente i comuni, anzi
Buona parte del gettito finisce nelle casse dello Stato centrale, ai comuni rimane lo spiacevole compito di esattori. La scorsa settimana si è occupato dei sindaci veneti che vogliono denunciare lo Stato italiano il quotidiano online L'Intraprendente, con un articolo di Francesca Carrarini. I sindaci veneti hanno questa intenzione: denunciare lo Stato italiano. In particolare sono i sindaci del Trevigiano, che puntano all'impugnazione, cioè a far causa contro tutte le manovre finanziarie dal 2001 a oggi. Manovre che hanno dissanguato gli enti locali. Montebelluna, per esempio, versa 90 milioni all'anno di IRPEF e riceve appena 700.000 euro. Siamo allo stadio finale dello statalismo, dicono i sindaci veneti, i sindaci del Trevigiano in particolare, che hanno messo sotto accusa lo Stato. È la più alta minaccia all'unità della Repubblica italiana, perché viola formalmente e sostanzialmente la Costituzione. L'azione legislativa dello Stato tradisce i principi fondamentali della Costituzione e compromette la stabilità economica e finanziaria dei comuni, che sono incapaci di garantire l'erogazione anche minima di servizi ai propri cittadini. Nessun colore di bandiera, nessun fine elettorale, soltanto il peso della virtuosità di questi sindaci di questi comuni, che stanno tra l'incudine dell'opinione pubblica e il martello dello Stato italiano. Nel 2001, con l'unico gesto di cultura giuridica compiuto durante la Seconda Repubblica, il Parlamento italiano ha riformato l'articolo 114 della Costituzione, il famoso titolo quinto, no? Con questa revisione, in teoria, lo Stato è passato sullo stesso piano dei comuni, perché l'articolo 114 dice che sono sullo stesso piano lo Stato, i comuni, le città metropolitane, le province e le regioni, dicono i sindaci della Marca trevigiana. Ma di fatto ha trasformato tutti gli enti locali in emanazioni dell'apparato centrale. In termini semplici, ai comuni è stato chiesto di diventare gabellieri per conto dello Stato, cioè di prelevare dalle tasche di famiglie e imprese per trasferire tutto nelle casse di Roma, lasciando a sindaci e amministrazioni la responsabilità dell'incuria dei servizi e del malessere dei cittadini. Parole forti quelle dei sindaci della Marca trevigiana, che ugualmente non esprimono i concetti come lo possono fare i numeri. Qualche numero, per esempio quelli che ha fornito Marzio Favero, sindaco leghista di Montebelluna, comune di 30.000 abitanti in Veneto. I miei cittadini, dice il sindaco Favero, ogni anno trasferiscono nelle casse dello Stato più di 90 milioni di euro di sola IRPEF. Fino a 4 anni fa tornavano indietro 5.600.000 euro. Quest'anno, dice il sindaco di Montebelluna, non siamo riusciti a superare i 700.000 euro. 700.000 euro che sono tornati su 90 milioni di euro di imposte pagate, a cui bisognerebbe aggiungere, dice ancora il sindaco, anche i proventi dell'IVA, della Tasi, della Tarsu, dell'IMU. L'IMU, imposta municipale unica si chiama, di municipale ha solo l'esattore, perché, come sappiamo, più della metà del gettito non resta sul territorio, dice ancora il sindaco Favero di Montebelluna. I pulmini da pagare con i soldi che non ci sono, le strade da rattoppare con i soldi che non ci sono, le scuole da sistemare con i soldi che non ci sono. Marzio Favero è leghista, ma nella presa di posizione dei sindaci della Marca trevigiana ci sono amministratori di centrodestra e di centrosinistra, tutti pronti a osservare che la gestione locale delle imposte non sarebbe un mancato introito per lo Stato, ma una fonte di guadagno. I soldi, dicono i sindaci della Marca trevigiana, ci servono per dare ai cittadini servizi equiparati alla spesa che affrontano. La sistemazione delle strade, l'edilizia pubblica, la gestione più efficiente dei servizi sarebbero però anche lavoro per le imprese sul territorio. È la questione esattamente che abbiamo affrontato in quel ciclo di conversazioni con i sindaci a ridosso di Natale. Non è cambiato assolutamente nulla, ovviamente, da pochi mesi a questa parte, e anzi questa è una questione della quale si tende a non parlare più. Un volano per l'economia sarebbe la sistemazione di strade, l'edilizia pubblica, la gestione dei servizi, che porterebbe, per paradosso, a Roma ancora maggiori guadagni attraverso l'IVA e l'IRPEF. Non costi, sottolineano i sindaci trevigiani, ma guadagni.
e invece il governo punta ai tagli nelle amministrazioni locali, come quelli sui consiglieri o sugli assessori comunali, che sono spese del tutto irrisorie. Quindi la formulazione delle richieste dei sindaci della Marca Trevigiana in un unico documento avanzato al presidente della regione Luca Zaia, alla presenza dell'assessore regionale al bilancio Roberto Ciambetti. Se non si troverà una giusta risposta nella prossima legge di stabilità, la Regione Veneto sarà in prima linea davanti alla Corte Costituzionale, dice il presidente del Veneto Zaia, davanti al fatto che i sindaci del Trevigiano impugneranno tutte le manovre finanziarie fatte dal 2001 a oggi per incostituzionalità e la Regione, dice Zaia, sarà al loro fianco. Regione Veneto sosterrà le amministrazioni di tutti i 570 e oltre comuni del Veneto in questo ricorso alla Corte Costituzionale. Il ricorso punterebbe all'impugnazione, come dicevamo, di tutte le manovre finanziarie dei governi che si sono susseguiti dal 2001 a oggi. I governi tutti dal 2001 a oggi, dicono i sindaci che vogliono fare ricorso alla Corte Costituzionale contro tutte le finanziarie praticamente degli ultimi 13 anni. I governi dal 2001 a oggi non solo non hanno osservato le regole di autonomia finanziaria degli enti locali, ma hanno esasperato la situazione in senso contrario. La mia amministrazione sostiene la partita dei sindaci, ha dichiarato il presidente Zaia, anzi di più. Ci candidiamo come laboratorio d'Italia. Se funziona, servirà solo poi che gli altri ci copino. È una sfida quella dei sindaci della Marca Trevigiana che il governo potrebbe vincere facilmente. Cosa chiedono i sindaci? Chiedono la conversione in decreto di 2 emendamenti. Il primo, che escluda dal patto di stabilità tutte le spese di investimento relative alla messa in sicurezza e l'adeguamento degli edifici scolastici, e su questo il Premier Renzi ha parlato più volte, vediamo se arrivano i risultati. La seconda richiesta è che il fondo perequativo comunale sia regionalizzato e non gestito da Roma, che rappresenta una sfida già lanciata tempo addietro dal governatore Zaia, una sfida inascoltata come molte delle proposte di buona amministrazione partite dalla Regione Veneto. Ai sindaci viene chiesto subito un possibile piano B. Per unirci in questa battaglia abbiamo sepolto molta cenere ardente, dicono i sindaci. Non bisogna mettere sopra la mano perché ci si scotta. Insomma, i sindaci veneti che vogliono denunciare lo Stato italiano. A questo punto noi ci salutiamo e salutiamo sempre nel nome di Cocchi e Renato, che nel loro spettacolo, che in questi giorni le ultime repliche al Teatro Nazionale a Milano, hanno ricordato e ricordano anche Enzo Iannacci, nel quale qui li sentiamo interpretare una canzone celeberrima, Silvano. Buon ascolto, buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca.